avuto modo di ascoltare questo nuovo lavoro del coro Bacchisulis, ancora in bozza, diciamo così, e che ha scritto poi il commento tecnico. Non è facile, così, la musica, il coro polifonico ha delle caratteristiche particolari, no? Per cui anche eseguire brani di questa fattura, come quelli che abbiamo sentito, non è sempre così semplice. Sì, certo, io intanto qui non voglio parlare nelle vesti di esperto perché non ho le competenze specifiche, provo a proporvi quelle che sono semplicemente mie riflessioni come ascoltatore attento che ha avuto magari il privilegio di sentire ancora prima della pubblicazione i brani di questo lavoro. Io la cosa che ho notato ascoltando i 13 brani che corredono il disco è stata soprattutto questa versatilità, l'ho definita, cioè questa capacità che i componenti del coro Bacchisulis hanno avuto di plasmare le voci a un repertorio che è estremamente variegato, particolarmente anche inconsueto nel panorama isolano. Questo credo che se lo possono permettere soltanto i cori che hanno già acquisito un lungo bagaglio di esperienza, cioè cori che hanno la consapevolezza di avere una padronanza anche esecutiva ed espressiva di questi brani che può derivare soltanto da una lunga esperienza, e loro, grazie a Dio, con 20 anni di attività ormai alle spalle, possono senz'altro accreditarsi intanto di questa grande capacità che gli ha consentito anche di abbracciare brani che appartengono a repertori che non sempre riescono a conquistare la polifonia tradizionale. In queste prime battute ne abbiamo avuto un esempio. Quindi intanto credo questo aspetto della grande novità nei repertori che vengono proposti, e che poi si registra nell'ascolto dei vari brani, perché c'è ovviamente l'omaggio a Bacchisulis, questo non può mancare, con alcuni testi riportati del poeta bandito. Ci sono brani che sono fortemente ispirati a questi panorami, alle montagne che circondano Arezzo, però Bacchisulis credo possa dimostrare di giocare carte importanti anche nel poter proporre un po' un repertorio più ampio di tutta la regione, ecco perché possono permettersi di cantare la Brunedda, possono permettersi di eseguire la Ninnora, però hanno anche questa grande capacità di riproporre, credo con una loro grande personalità, brani che ormai sono saccheggiati in vari contesti, da Sobatrio Pesardo a Dimonios, che ormai viene eseguito in tutte le salse. E c'è credo ancora l'aspetto nuovo di proporre dei temi che sono nuovi, che non sono magari propri della nostra realtà regionale. Faccio un riferimento specifico al brano che è dedicato ai sopravvissuti dello tsunami di qualche anno fa. Forse con questo stesso spirito, e mi avvio a concludere questo mio intervento perché non voglio tediare oltre la gente qui in piazza, ecco, credo con questo stesso spirito forse loro hanno voluto anche affrontare un brano che appartiene al repertorio dei cori alpini, anche particolarmente difficile da eseguire come è stato evidenziato. E il fatto stesso che l'autore di questo brano, Baby De Marzi, abbia dichiarato nelle note del CD di essere rimasto particolarmente impressionato da quello che lui definisce il timbro sardo del coro, questo forse vuole significare che l'operazione di riproporre questo brano da parte di un coro sardo, questa operazione non era poi così spericolata e irrispettosa. Probabilmente da buoni montagnini anche i componenti del Bacchisulis e di Arezzo vogliono dimostrare di sapersi immergere anche in brani di repertori che sono ispirati da montagne magari diverse dalle loro, e questo lo fanno con umiltà, ma direi anche all'ascolto che avremo, forse credo anche stasera qui sul palco, con una ottima resa. Ecco perché mi sembra importante questo lavoro, questo progetto discografico dei Bacchisulis, è il quarto nella loro carriera, ma senz'altro segna qualche passo anche estremamente nuovo nel pur ampio panorama della nostra fonia. Grazie. Meno male che non era esperto, però altrimenti chissà cosa ci avrebbe detto. Scusate, visto che ho qui vicino a me Giacomo, e faccio una piccolissima annotazione aziendalistica, perché qui con noi stasera anche altri colleghi di Videolina, uno in particolare, non so se avete visto poi nel nostro giornale il servizio di approfondimento che ha raccontato che cosa è successo in Germania. Se quelle immagini vi sono piaciute, il responsabile, questo signore adesso con la macchina fotografica che sta cercando di andare via, si chiama Maurizio Carboni. Fategli un applauso. Perché davvero
perché è davvero molto bravo con la telecamera e con la macchina fotografica. Io saluto anche un altro collega, che è il collega operatore Vincenzo Rudi, che è venuto da Sorgon oggi per riprendere questa serata e che sarà in qualche modo anche questa oggetto di un servizio del telegiornale. Se voi mi permettete, non vorrei congedare subito Giacomo perché ho una curiosità. Io ho avuto modo di condurre ormai anni fa, la trasmissione Sardegna Canta, quindi sono venuto a contatto con il mondo del folklore, con il mondo delle nostre tradizioni. Ebbene, il canto polifonico, non dico che fosse trattato non nella nostra trasmissione, quanto comunque nella considerazione generale, non dico da figlio di un dio minore, ma quasi, insomma, nei confronti di altri tipi di espressioni, come il canto a tenore, che è ovviamente legittimamente apprezzato. Io ti chiedo perché. Ma questo forse può derivare dal fatto che in Sardegna esiste un'espressione molto più radicata, molto più forte, che è quella a quattro voci del canto a tenore al quale facevi riferimento. Però se consideriamo la grandissima diffusione di cori, di corali e di gruppi polifonici che si registra in Sardegna, questo è anche un segno del profondo radicamento anche di questa espressione vocale nella nostra regione, talvolta credo anche con risultati estremamente encomiabili e apprezzabili, forse oscurati rispetto dalla maggiore anche praticità esecutiva che può rappresentare un coro più ristretto di quattro voci come quello a tenore. Grazie Giacomo, possiamo consentire di tornare. Allora, vi propongo una cosa, siccome il mio operatore non è riuscito, perché è arrivato purtroppo in ritardo, a riprendere il coro femminile, tra un po' glielo facciamo fare un altro pezzo al coro femminile, cosa ne dite? Preparatevi. Michele, vieni qua, preparati anche tu ovviamente. Ovviamente, va bene? Allora, i prossimi due brani. Bachi Sulis, non poteva mancare. Barricata sicché si stella mia. È un bellissimo scritto. La musica non posso giudicarla. E tua? Sì. No, a parte gli scherzi. Il coro la esegue davvero bene. Poi avevo anche un'altra cosa da fare insieme. Secondo brano? Allora, andare a vedere gli appunti nel frattempo, va a vedere gli appunti nel frattempo perché è un gruppo di amici che 20 anni fa o giù di lì ha deciso di dare un senso alle cantate che facevano, che avevano ascoltato dai loro padri, talvolta corroborate e sostenute anche da un bicchiere di vino. Si sono impegnati, hanno avuto modo di ritrovarsi in tutto questo periodo, hanno portato, questo dobbiamo dire, il nome di Arizzo e della Sardegna nel mondo e lo hanno portato sempre con grande dignità e con grande pulizia. Questo è un coro, signori, che porta avanti anche la donazione del midollo osseo, perché in Germania hanno raccolto fondi e non pochi per l'asma, e non pochi. Vi assicuro che il loro lavoro, il loro impegno è riuscito a regalare delle risorse finanziarie non indifferenti per la donazione del midollo osseo, anche per aiutare i bambini del Cairo, si ricorda l'ultima serata, e anche per altre iniziative benefiche. Questo fa anche il coro Bachi Sulis. Michele, hai ricordato nel frattempo? Fideres Montañas, ce l'abbiamo qua nel murales di Bachi Sulis, sono tutte e due di Bachi Sulis. Grazie.
Acquarento sopra stelo, ma che la porta il capitano, perché comanda la città reggiana. Una regina di San Mattio, l'amore l'acquarento sopra stelo, ma che la porta il capitano, perché comanda la città reggiana. Capitano, casa l'amore, la sera viola del Milano bene, e se la porta nel suo castello, e incomincia con le serenate del capitano, la sveglia punta la città reggiana, ma la regina non si contenta, l'amore l'acqua della patria scura. Il capitano è paura della busa fonda, la busa nera, il capitano bello se dispera, il capitano perché comanda la città reggiana, ma la regina non si contenta, l'amore l'acqua della patria scura.
l'erba menta, con l'erba mala, la tusa fonda diventa giallo, lo primo sole della mattina, la prima onda sente l'acqua fina, il primo sole, la prima onda, con l'acqua fina diventa bionda, col primo sole della mattina, il capitano trova l'acqua fina, il primo sole, la prima onda, con l'erba menta diventa bionda, col primo giorno della mattina, il capitano vede l'acqua fina, ma la regina lo sei contenta, vuole l'acqua della fina stella, perché la porta il capitano, la porta ancora Milano bello, dai tanti fiori che profuma il mondo, ma il capitano li porta via, così la storia del soggetto. Questa è la storia del capitano, perché comanda la città del Giano, la è la storia della regina, che la voleva tutta l'acqua fina, la capitano la porta via, la capitano la porta via, la capitano la porta via, la porta via, così la storia la Zefinia, così la storia la Zefinia, la Zefinia, la Zefinia, la Zefinia, la Onestà è quello, penso sia il massimo. Senti, c'era un componente del coro in famiglia, eri tu, adesso c'è anche tua moglie nel coro femminile, ma a casa quando tornate, giusto? Stiamo cercando di far adottare i figli. Facciamo un appello. L'appello lo faccio io, siccome hai parlato tu prima di amicizia, antagonismo politico, che le cose poi si stenterano di fronte a un bicchiere di vino, un bicchiere di birra. Oggi Raffaele non c'è, Gnatelli penso abbia preso una pausa di riflessione, l'invito a che rifletta in fretta che può cantare con lui. Grazie Paolo. Bene. Allora con Dimonio, Silvio Coro, Sinfonia d'Altura e il Coro Bachisuri si congedano. Se mi permettete, anzi interpretando anche i sentimenti dei ragazzi e delle ragazze, questa è una canzone che viene dedicata a tutti i nostri ragazzi che sono attualmente impegnati in missioni di pace, così vengono dette, e che sono tutti impegnati a mantenere la pace in quei territori dove purtroppo la pace non c'è, per far cessare quelle guerre che sono stupide e cretine come tutte le guerre del mondo. Singular
Grazie Michele, grazie ai ragazzi e alle ragazze dei cori. Abbiamo molte cose da farci perdonare con il pubblico, ma ne abbiamo tantissime da farci perdonare con Michele. Sono stati 2 anni e mezzo di intenso lavoro, Michele si è dato da fare, venivamo da un periodo nel librettino allegato al CD c'è un po' sinteticamente la storia di questi ultimi anni, dalle emozioni forti, dalle delusioni tantissime e dalla ripresa, dalla fiducia, dalla rinnovata fiducia. E questa fiducia ha un nome che è riuscito a finalizzare, a rinvigorire questa fiducia nel canto, questa fiducia nello stare insieme. E questo rinnovato entusiasmo ha un solo nome per noi adesso e ce lo teniamo caro perché, come ho detto in altre occasioni, abbiamo trovato veramente, senza nulla togliere agli altri che l'hanno preceduto, un grandissimo amico, Michele. Devi dire qualcosa. No, non posso dire niente, ora come ora non devo dire niente, è meglio. Va bene, la mozione lo ha vinto. Per farti perdonare invece con noi, davvero ve lo chiediamo di cuore, state con noi, non so se basterà, noi abbiamo cercato di fare il possibile, però anziché fare una cena con poche persone, con 40-50 persone, abbiamo cercato, intanto abbiamo destinato un po' di soldi per solidarietà e per l'altro abbiamo portato un po' di dolci e un bicchiere di vino, se lo gradite ci fa piacere, state ancora con noi, grazie. Noi lo gradiamo sicuramente, grazie Nicola, grazie Michele, grazie a tutti i ragazzi. Per quel che mi riguarda è tutto. Volevo dire 2 cose. Tranquilli, non c'è pubblicità dopo di me. Secondo, se mi invitate anche l'anno venturo io torno. Grazie a tutti, ciao.